Siamo con la dottoressa Lucia Manca de Murtas, qui all'inaugurazione della mostra evento Sartiglia Sortilla 2000-2020. Lei è stata relatrice di un importante discorso. Ci spieghi un po' il motivo per cui sia le persone profane sia gli studiosi è consigliato venire a vedere la mostra, questa interessantissima mostra che apre oggi il 15 di febbraio e termina il 15 di marzo. Buonasera a tutti, io dico benvenuti al Museum Miniere di Laconi a vedere una grande mostra sulla Sartiglia intitolata Sartiglia Sortiglia in collegamento con le isole Baleari. Il perché dell'invito a venire a vedere questa mostra, che io dico spantosa, perché molti simboli si nascondono intorno alla figura del capocorsa o Sugo Imponidori, che è il protagonista in assoluto della grande festa della Sardegna. Probabilmente non tutti conosciamo ancora fino in fondo tutto ciò che si nasconde dietro il simbolo che Sugo Imponidori e i suoi elementi di contorno nascondono, a partire dal giorno della Candelora, con la consegna del cero benedetto, che rappresenta la luce della verità, e noi questa luce la intravediamo anche negli altri simboli, nella maschera, nel velo, nei fiori che contornano il tutto. Ma se prima, tanto tempo fa, e ancora oggi per certi versi, diciamo che il compito è assegnato quasi esclusivamente all'uomo, cioè al cavaliere, oggi stiamo cambiando le regole dei tempi quando è già comparsa la figura della donna. E allora vedere da lontano un volto nascosto dalla maschera ha in sé tanto di quel mistero che io personalmente abbino, cioè unisco queste figure al mito. Perché il mito? Il mito mi dà la consegna come risonanza di un qualcosa che risale ai nostri avi, ai nostri antichi, la cui religiosità forse oggi è scomparsa. Ma nell'ambito di questa manifestazione è come nella nostra mostra e soprattutto nelle immagini fotografiche di Sebastiano de Murtas, mio marito, che ha impresso nell'attimo, lontano dalla pista, perché lui ha fatto sempre le fotografie lontano dalla pista, a 20 metri, cogliendo l'attimo fuggente, cioè l'attimo che ci colpisce e che ci entusiasma. Allora venite a vedere questa mostra. Voglio ricordare, per chi non la conoscesse, che la dottoressa Manca de Murtas è stata allieva del grandissimo Liliu. Cosa possiamo aggiungere sulla mostra, questa splendida mostra? Bene, posso dire che, ricordando con grande piacere e onore il fatto di essere stata allieva dell'accademico del Lincei, professor Giovanni Liliu, ricordo i suoi insegnamenti. Ecco perché lo ricordo con piacere, perché lui mi ha insegnato i pilastri della ricerca scientifica. E allora questa mostra la voglio collegare al mondo greco, e per questo nel presentare la mostra di mio marito ho pensato di ripetere i versi che noi ritroviamo nel libro primo dell'Odissea del grande Omero, che dicono: cantami, o Dea, anzi racconta qualcosa anche a noi, o Dea, figlia di Zeus, perché il professor Liliu, insegnandomi
ad orientarmi in qualsiasi campo della conoscenza per avviare una ricerca e quindi scrivere, lasciare un'impronta, ho pensato che la mostra sulla Sartiglia ed in Sottiglia di Minorca, piena di tanti simbolismi, poteva essere inserita nel grande ciclo del mito omerico e soprattutto interpretare attraverso l'allegoria i simboli. Però noi sappiamo che il simbolo di per sé non può esprimere tutto, e allora, ricollegandomi ancora al mondo greco, il dualismo del doppio trasferisce il simbolo all'immagine, e noi con la figura di Su Componitori abbiamo il simbolo della forza, della perfezione, della bellezza e del germoglio che fiorisce. Nella primavera abbiamo il significato di tutto ciò che può essere bello perché è buono. E con questo posso invitarvi tutti a venire ancora a vedere queste immagini.